Ancora un buongiorno da Telefriuli, ben trovati a questo appuntamento con l'informazione. I dati Covid in primo piano con un miglioramento per quanto riguarda la nostra regione relativo a tutti i dati contenuti nella bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità. Alla vigilia della decisione sui colori delle regioni, il Friuli Venezia Giulia vede sia un RT che il dato relativo all'incidenza sotto la soglia critica per la zona rossa. Cala l'RT ora 0,79 rispetto allo 0,98 di una settimana fa, ma l'indice di contagio non è l'unico indicatore relativo al Friuli Venezia Giulia che nell'ultima settimana ha visto un miglioramento. Cala e scende sotto la soglia discriminante di 250 anche l'incidenza, vale a dire il numero dei casi Covid ogni 100.000 abitanti, ora pari a 219. I dati che emergono dalla bozza di monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità inviati la scorsa notte alle regioni dicono che il Friuli Venezia Giulia in questo momento sarebbe da zona arancione. Il tutto alla vigilia della giornata in cui si decideranno i nuovi colori delle regioni italiane. Ieri il vicegovernatore Riccardi aveva comunque invitato alla prudenza relativamente a un possibile allentamento delle misure già da lunedì per quanto riguarda la nostra regione, ma questi sono in ogni caso i dati con cui il Friuli Venezia Giulia si presenterà a Roma per la decisione. I numeri consegnati dalla task force regionale confermano un trend positivo già emerso nei bollettini quotidiani della regione e registrano anche il calo dei contagi, la riduzione di rapporto positivi tamponi, dei focolai attivi e dei nuovi focolai. Restano tuttavia sempre alti i tassi di occupazione di posti letto con pazienti Covid, 46% in terapia intensiva su una soglia di sicurezza del 30% e 47% negli altri reparti, in miglioramento rispetto al 53%, ma sempre sotto la soglia critica del 40%. Oggi un nuovo incontro tra le regioni e il governo centrale. Ieri, poco dopo la mezzanotte, è arrivata intanto la circolare annunciata nell'incontro Stato-Regioni. Il vaccino AstraZeneca è consigliato solo per gli over 60, ma chi ha già assunto la prima dose potrà procedere con la seconda senza problemi. AstraZeneca consigliato solo per gli over 60, ma chi ha già ricevuto la prima dose riceverà anche la seconda, come da programma. È questo in sintesi quanto emerso dall'incontro in videoconferenza tra regioni e governo con il ministro degli affari regionali Maristella Gelmini e quello della salute Roberto Speranza. La circolare attesa dalle regioni è arrivata poco dopo mezzanotte a firma del direttore generale del Ministero della Salute Gianni Rezza. Poche righe in cui viene segnalato come il vaccino AstraZeneca o Vaxzevria è approvato a partire dai 18 anni di età, ma si legge se ne raccomanda un uso preferenziale nelle persone di età superiori ai 60 anni. L'intenzione del governo, che ora dovrà sicuramente rimappare la campagna vaccinale, è però quella di non stravolgere il piano nazionale. Chi ha ricevuto la prima dose di AstraZeneca infatti non deve preoccuparsi. Il Ministero della Salute ha stabilito che si potrà completare il ciclo vaccinale con il medesimo vaccino. Resta però da capire in che modo adesso modificare le vaccinazioni da qui al futuro, con l'obiettivo dichiarato di completare le somministrazioni entro l'autunno. Da domani saranno aperte le agende per la vaccinazione delle persone over 60 con AstraZeneca. L'annuncio è arrivato dal vicepresidente della regione Riccardi, che ha aggiornato così la terza commissione consiliare regionale sul proseguimento della campagna vaccinale a seguito della circolare del Ministero della Salute di cui abbiamo appena parlato. L'avvio delle prenotazioni si basa sulle disposizioni che ci arriveranno, ha precisato, non ancora formalizzate ma anticipate nella notte dal generale Figliuolo sull'apertura delle agende con l'utilizzo di AstraZeneca a tutti i cittadini con più di 60 anni. Sui caregiver e conviventi di persone con fragilità con meno di 60 anni, per i quali sono già aperte le agende, ha spiegato Riccardi, si è deciso di intervenire allineandoli al pari di operatori sanitari e sociosanitari. Per queste persone dunque si procederà con la vaccinazione utilizzando Pfizer e Moderna. Riccardi ha ribadito che per il vaccino AstraZeneca non viene formalizzato un divieto per la categoria sotto i 60 anni, quindi gli under 60 che si sono prenotati per riceverlo, come ad esempio forze di polizia e mondo della scuola, e decidessero di assumerlo, lo potranno fare proprio in relazione a quelle che sono le categorie che avevano già questo tipo di prenotazione. Queste organizzazioni proseguono come stabilito, nel caso decidessero di non aderire si mettono in coda come tutti gli altri. Per chi è al di sopra dei 60 anni si prosegue come definito. Un uomo ha perso la vita questa mattina a seguito di un incidente stradale tra Latisana e Portogruaro lungo la A4.
Incidente stradale mortale poco prima delle 9 di oggi lungo l'autostrada A4. I vigili del fuoco sono intervenuti alla progressiva chilometrica 461 più 700 in direzione Venezia tra Latisana e Portogruaro. Poco prima del casello per un tamponamento tra mezzi pesanti, deceduto purtroppo l'autista, rimasto schiacciato nella cabina di guida. I pompieri arrivati da Portogruaro e dal distaccamento di Latisana hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno estratto il conducente. Il personale sanitario del SUAM, intervenuto anche con l'eliambulanza, ha provato a rianimare l'uomo, ma purtroppo il medico ha dovuto dichiararne il decesso. Illeso invece l'altro autista, durante le operazioni di soccorso al traffico è rimasto bloccato. Sul posto la Polizia Stradale di Palmanova, il personale ausiliario dell'autostrada. E anche ieri in prima serata si è verificato un grave incidente stradale, sempre lungo la A4 e sempre in direzione Venezia, all'altezza però del comune di Palazzolo dello Stella. Si tratta anche in questo caso di un tamponamento tra mezzi pesanti grave, uno dei conducenti schiacciato in cabina trasportato in volo a Santa Maria della Misericordia di Udine. Si tratta di un uomo di 58 anni nato in Sicilia, a Enna, ma residente da tempo a Sacile. Versa in pericolo di vita, accolto al pronto soccorso in codice rosso. La scorsa notte 2 interventi per incendi in abitazione a Rive d'Arcano e Grado. 2 incendi nella notte in Friuli. Uno ha interessato il tetto di un'abitazione a Grado. A prendere fuoco parte della copertura di una casa a 2 piani intorno alle 22:30. Sul posto sono intervenuti l'autoscala del comando centrale di Gorizia e i vigili del fuoco e la partenza con l'autobotte serbatoio del distaccamento di Monfalcone. È andata distrutta una porzione della copertura per cause da accertare, forse legate al surriscaldamento della canna fumaria. Le persone che erano all'interno della dimora non sono state fatte uscire e non sono rimaste ferite. Lo stabile è agibile. Sul posto anche i carabinieri di Grado. E poi un principio di incendio intorno alle 21:30 di ieri a Rivotta di Rive d'Arcana. Si tratta di un rogo probabilmente doloso appiccato all'interno di una vecchia abitazione abbandonata. Qualcuno, forse un senza tetto che ha trovato un riparo all'interno della struttura diroccata, ha acceso un fuoco che poi ha rischiato di propagarsi a tutto l'edificio. Il rogo è stato domato da un vicino di casa che ha chiamato il 112 e che ha utilizzato dei secchi d'acqua e un estintore. Poi la bonifica da parte dei vigili del fuoco del comando di Udine, per accertamenti sul posto anche i carabinieri di San Daniele. Nessuna persona è rimasta ferita. Una rete di spacciatori dediti al traffico internazionale di stupefacenti è stata disarticolata dai carabinieri. Le indagini hanno portato all'esecuzione di 4 arresti. In manette sono finiti 3 triestini di 20, 34 e 40 anni, un mugesano 37enne denunciati per spaccio, anche una 46enne mugesana e un 32enne triestino. Il vice segretario del PD regionale Paolo Coppola è stato chiamato come esperto digitale nel governo Draghi. Paolo Coppola entrerà a far parte dei consulenti di cui la Presidenza del Consiglio si avvarrà per migliorare la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Il consulente avrà come obiettivo agevolare quella transizione digitale necessaria per colmare quel gap informatico che ogni anno, oltre ad allungare i tempi, crea delle perdite economiche di milioni di euro. Coppola lavorerà a stretto contatto con il Ministro dell'Innovazione Tecnologica e alla Transizione Digitale, Vittorio Colao, ed è molto probabile che il suo apporto ripartirà dalle stesse conclusioni cui raggiunto 3 anni fa quando coordinava la Commissione sulla digitalizzazione, ovvero investire sul capitale umano attraverso la formazione del personale e l'immissione di nuove forze, in particolare nei livelli apicali. Non è un caso che proprio una delle prime azioni avviate da Colao e dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Brunetta sia stato il via libera all'assunzione di 2.800 esperti digitali, soprattutto ingegneri e data analyst, per supportare l'attuazione dei progetti di Recovery Plan. L'incarico, ci ha fatto sapere lo stesso ex deputato e attuale vice segretario del PD regionale, durerà solamente fino a fine anno e sarà puramente tecnico. Non ricoprendo dunque un ruolo politico, Coppola ha preferito non commentare al momento il suo nuovo ruolo. Una notte intera passata tra i filari a cercare di smuovere l'aria per evitare ristagni di umidità e dunque limitare i danni delle gelate sui frutteti. Alla Tisana si è operato così in attesa di soluzioni definitive, come il tanto invocato intervento per arrivare a un sistema antibrina.
Qui purtroppo in questa zona non abbiamo gli impianti antibrina perché manca la materia prima, cioè l'acqua, e quindi dobbiamo arrangiarci a risolvere il problema uscendo con gli atomizzatori, quelli che utilizziamo per effettuare i trattamenti, per cercare di muovere l'aria in modo che non ristagni l'umidità sulla frutta, sui frutti, sui fiori. Ecco. È un palliativo, però qualcosa ecco, fa. Qual è la temperatura che si è toccata questa notte? Ma più o meno come quella dell'altra notte, quindi circa meno 5, ecco. Poi dipende un po' dalla zona, perché il comune è abbastanza vasto, e quindi magari una centralina rileva più o meno gradi, però indicativamente dai 4 ai 5 gradi sotto zero anche questa notte. Però il problema è la durata di queste gelate, perché dall'1 di notte si va sotto zero fino alle 8:30, ecco. Quindi sono 7 ore di gelata per notte, quindi le nostre colture sono state 15 ore in 2 giorni sotto questa minaccia. Ecco. Si stima una perdita di quanto? Per il momento questa valutazione dovrà essere fatta sicuramente la prossima settimana, perché adesso magari facendo dei prodotti a base di alghe, quindi prodotti naturali, magari qualcosa si riesce a salvare, però chiaramente i fiori e le foglie, quelle necrotizzate, sicuramente cadranno, e quindi quei ipotetici frutti non andranno sicuramente nei cassoni, ma andranno tutti per terra. Quindi sicuramente ci sarà un 30% già così di stima. Importante accordo sottoscritto da Confindustria Udine in favore delle start-up associate in collaborazione con la rete di imprese ProCrowds di Udine. Le associate di Confindustria potranno accedere ad attività di consulenza e assistenza integrata legate al crowdfunding. L'obiettivo, ha spiegato Dino Ferragotto, vicepresidente di Confindustria Udine, è sgravare le start-up da tutta una serie di attività che rischiano di minarne il successo. Tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Per questa edizione del TG è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.